Dottor Brazzale, direttore generale UL16 Padova, so che ieri ha seguito la nostra puntata speciale con il sindaco Bitonci in cui si parlava del progetto appunto dell'amministrazione sull'ospedale. C'era anche una sua vecchia conoscenza, una battuta. Beh, una vecchia conoscenza, direi un maestro, è che il dottor Cestrone mi sembrava a Metternich al congresso di Vienna, dove si autoconvinceva che di fatto nel frattempo non era intervenuta né la rivoluzione francese né Napoleone. La faccia più semplice per i nostri telespettatori. Ma diciamo che delle cose si deve parlare quando si sanno. Allora, in merito al ventilato, diciamo, mancato risparmio, o addirittura una spesa assurda di cui parlava il dottor Cestrone per quanto riguarda l'individuazione delle due aziende, diciamo, lascia il tempo che trova, nel senso che dati alla mano noi stiamo facendo, io e il dottor Dario, un grande sforzo per rimettere un po' in sesto una situazione che si presentava per certi aspetti drammatica.